Tragedia di Negrar, rimane agli arresti domiciliari l'automobilista che ha travolto e ucciso tredicenne Chris Obeng Abom. Per lui luce accesa al campo da calcio e una raccolta fondi. Ancora sangue e violenza a Piazzale Roma dopo l'aggressione ad un turista americano ferito con dei cocci di vetro. Le categorie che di notte lavorano nell'area, dai tassisti ai portabagagli, chiedono più sicurezza. Un escursionista di 52 anni di Vittorio Veneto è morto questa mattina in Cadore, colpito da un malore precipitato da un sentiero in cresta, ruzzolando per 40 metri, ritrovato senza vita. Incendio all'allevamento di polli toffoli di Volpago del Montello. Le fiamme sarebbero state causate da un guasto ai pannelli fotovoltaici. Vigili del fuoco al lavoro per contenere i danni. Prima di entrare in azione in una villetta di paese, i ladri potrebbero aver usato un drone per un sopralluogo. È una delle ipotesi al vaglio dei carabinieri. Gli autori potrebbero essere gli stessi del raid di una settimana fa. Banda tenta di svaligiare un appartamento in zona ospedale a Padova, ma i padroni di casa in vacanza vedono la scelta sullo smartphone e allertano i carabinieri. Eccezionale intervento al Cafongiallo di Treviso ha permesso di salvare la vita ad un giovane padre di famiglia, ha asportato il 75% del fegato che presentava 11 metastasi. Palio di Feltro 2023, l'evento che quasi 500.000 di telespettatori ha seguito in diretta sulla nostra emittente, ha visto trionfare per la terza volta consecutiva il quartiere Duomo. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Apriamo con la cronaca e con la tragedia di Negrar, perché rimane agli arresti domiciliari il 39enne che ha travolto e ucciso il tredicenne Chris Abom. Per la giovane vittima luci accesa al campo da calcio e una raccolta fondi. Ciao a tutti, a nome di Chris. Abbiamo deciso che qui alla Polisportiva Negrar questa sera saranno accesi i fari. 17 minuti, 17 come il numero della maglia di Chris Obeng Abom, neppure 14enne travolto ed ucciso la notte del 31 luglio lungo la provinciale 12. Alla Polisportiva Negrar hanno voluto ricordarlo così, in quel campo che lui amava tanto. Si sono spente le luci, ma le lacrime continuano a scendere sui volti di parenti e amici di quanti hanno conosciuto quel ragazzino con il sorriso sulle labbra. Questa è stata una delle iniziative per ricordare il tredicenne. È un'iniziativa simbolica, però si unisce alle tante manifestazioni che sono state fatte, anche la raccolta stessa delle offerte sta andando bene, quindi significa che davvero la comunità ha sentito l'esigenza di manifestarsi a più riprese per portare l'attenzione su questo episodio e per essere vicini alla famiglia. Intanto si è svolto l'interrogatorio di garanzia. L'automobilista che ha travolto il tredicenne e poi si è allontanato rimarrà agli arresti domiciliari. Assistito dall'avvocato Massimo Dalben, il 31enne ha reso spontanee dichiarazioni in tribunale a Verona. L'uomo ha riferito al legale e ha ripetuto al giudice la posizione tenuta fin dall'inizio dell'indagine, ovvero di non essersi reso conto di aver investito una persona e per questo di essersi allontanato dal luogo dell'incidente. Il GIP, su richiesta del difensore, ha autorizzato l'uomo a spostare il luogo in cui sconta i domiciliari dalla casa della madre a quella della fidanzata che si trova poco distante, sempre nel comune di Negrar. Intanto, solo in questi primi giorni di agosto sono ben 9 i pedoni in Italia travolti ed uccisi, 238 da gennaio. E altra tragedia della strada a Valeggio sul Mincio, e restiamo in provincia di Verona, in località Pravecchio. Un motociclista di 53 anni è morto. L'uomo, per causa in corso di accertamento da parte della polizia stradale, si è scontrato con un'auto riportando lesioni che gli sono costate la vita. Inutili tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del SUEM, intervenuti con ambulanza e automedica. Il magistrato ha disposto il sequestro dei due mezzi coinvolti. Andiamo a Venezia, ancora sangue e violenza a Piazzale Roma dopo l'aggressione ad un turista americano ferito con dei cocci di vetro. Le categorie che di notte lavorano nell'area, parliamo di tassisti, portabagagli, chiedono maggiore sicurezza. Ormai dicono: qui abbiamo tutti paura. A Piazzale Roma c'è un problema di sicurezza, secondo alcuni peggiore persino di Mestre. Appena una settimana dopo il maxi accoltellamento tra bengalesi e tunisini che ha portato 4 persone all'ospedale, 3 in carcere, a Piazzale Roma si è vissuta una nuova notte di sangue e di paura. Ancora una volta a lanciare l'allarme un tassista, il vicepresidente della cooperativa Radiotaxi Venezia Mestre. Mentre stavo arrivando al nostro posteggio in Piazzale Roma,
per caricare 6 persone, mi accorgo che dietro di loro è spuntata un'altra persona a torso nudo e insanguinata con un evidente taglio all'addome. L'uomo è risultato un americano di 60 anni, reduce a quanto sostenuto dalla moglie da una violenta aggressione. L'apparizione di un uomo mezzo nudo, agitato e sanguinante è l'ultima immagine che i turisti in attesa del taxi porteranno a casa da Venezia. Sono voluti salire subito in auto e poi mi incitavano ad andare in aeroporto sia perché perdevano il volo sia perché erano comunque preoccupati e impauriti, insomma. Noi abbiamo paura, sì, adesso abbiamo veramente paura perché sono successi 2 casi nel giro di 7 giorni, per cui ci sentiamo veramente impauriti. L'intervento delle forze dell'ordine è stato pressoché immediato, ma i tassisti veneziani chiedono comunque la presenza di un presidio fisso in certe ore della notte. Coi voli che partono dall'alba, a Piazzale Roma, nelle ore in cui si sono verificati gli ultimi 2 episodi di violenza, possono trovarsi in servizio anche lavoratori della Trasbagagli Venezia come Luca China. Abbiamo paura anche noi, ripeto, perché non si sa mai, una volta magari, che ne so, ci poteva essere la litigata che magari finiva a calci e pugni, adesso magari ti trovi un coltello, ti trovi la bottiglia rotta, minacce e quant'altro. È cambiata molto la città. Sta diventando un po' più difficile lavorare. Altro che più difficile un po' per tutti, diciamo, anche per chi vive, per chi lavora. Io parlo da genitore, ovviamente ho 2 ragazze che adesso momentaneamente sono piccole, cresceranno e mi chiedo sempre cosa sarà e cosa farò io in caso di situazioni imbarazzanti come quelle che si sono verificate negli scorsi weekend. E a Mestre contro ladri e sbandati c'è chi si difende anche con il filo spinato, come in un condominio della centrale via Carducci, ad esempio, dove il filo spinato è stato utilizzato per impedire di scavalcare l'accesso ad un garage interno ad evitare bivacchi indesiderati. Una scelta che a Mestre non è passata inosservata e che ha fatto discutere sul livello di allerta ormai raggiunto in città, soprattutto nelle ore notturne. Un'allerta dalla quale adesso ci si difende anche con il filo spinato, come dire, in trincea contro il degrado. Un escursionista di 52 anni di Vittorio Veneto è morto questa mattina in Cadore, colpito da malore, è precipitato da un sentiero per 40 metri. Colpito da un malore mentre percorreva insieme a un amico il sentiero Osvaldo Zandonella sulla spalla del Durano a Perarolo di Cadore, un escursionista di 52 anni di Vittorio Veneto è ruzzolato per una quarantina di metri, venendo poi rinvenuto senza vita dagli uomini del soccorso alpino e del SUEM di Pieve di Cadore. L'episodio è verso le 11:20, quando il 52enne ha lamentato un dolore al torace piegandosi su se stesso. Tutto è accaduto in pochi istanti. Il tempo di lamentarsi del dolore con l'amico che era con lui ed è ruzzolato giù dal sentiero in cresta, sparendo alla vista del compagno, che ha subito chiamato la centrale del 118. I soccorritori hanno rapidamente individuato l'amico che con le braccia ha segnalato il punto della caduta. L'equipaggio dell'elisoccorso, sbarcato con 2 verricelli, ha individuato così il corpo esanime dell'escursionista, per il quale non c'era più nulla da fare. La salma è stata infine recuperata e trasportata a Perarolo. Vasto incendio nel pomeriggio in un allevamento di polli, siamo nel Trevigiano a Volpago del Montello, subito la linea a Edi Caliman insieme a Simone Merlo e ai Vigili del Fuoco che stanno ancora intervenendo sul luogo. A te la linea, Edi. Vai, pronta? È tutto... Sì, Francesca, eccoci, siamo in via della Madonna della Mercede, esattamente a Volpago del Montello, dove oggi pomeriggio intorno alle 15:30 è divampato un grosso incendio e come vedete sono in compagnia di Antonio Zambon, ispettore dei Vigili del Fuoco del Comando di Treviso. Lasciamo la parola a lei, ispettore. Che cosa è successo? Beh, non c'è molto da dire. Trattasi di un incendio, di un capannone adibito all'allevamento di galline da uovo. All'interno purtroppo c'erano circa 20.000 galline che sono decedute. Ecco. Il capannone è di circa 1.500-2.000 metri quadri e fa parte di un complesso di un allevamento di 4 capannoni. L'intervento nostro è valso a salvataggio, diciamo, della parte dei 3 capannoni che sono rimasti ancora intatti, quindi operativi, e anche sono salve le galline che sono al loro interno. Sul posto siamo intervenuti con 7 mezzi, con 3 sedi di servizio, Treviso, Montebelluna e Castelfranco, per un totale di circa 15 unità vigili del fuoco.
Dunque abbiamo visto i tecnici e gli operatori dell'ARPAV per verificare se la qualità dell'aria insomma è a posto. Sì. Cosa ci può dire? Allora, sulla qualità dell'aria non possiamo dire niente, è prassi fare intervenire anche loro per l'intervento, per tutte le misure del caso, anche per quanto riguarda le acque reflue e l'aria che si respira. Ecco. Comunque sembra la situazione, l'incendio è stato domato, la situazione è sotto controllo, mi sembra che non ci siano grossi problemi. Adesso comunque sia le cause dell'incendio che tutto il resto è al vaglio dei nostri tecnici e dei tecnici dell'ARPAV. Probabilmente, da una nota proprio emanata da voi, dicevate probabilmente un guasto all'impianto fotovoltaico. Mi sono dimenticato di dire che sopra il capannone, che ripeto di 1500 metri quadri di superficie, erano installati molti pannelli fotovoltaici, quindi adesso vedremo nei prossimi giorni di studiare bene le cause. Ecco. Francesca, se non hai domande, da Volpago del Montello ti restituirei la linea. Grazie Edi, grazie all'ispettore per questi importanti aggiornamenti. Restiamo nella Marca Trevigiana con la cronaca. Andiamo a Paese, dove prima di entrare in azione in una villetta i ladri potrebbero aver usato un drone per un sopralluogo. È una delle ipotesi al vaglio dei carabinieri, ma non solo, perché gli autori potrebbero essere gli stessi del raid di una settimana fa. La firma potrebbe essere la stessa dei furti messi a segno a fine luglio, sempre in zona, simile modus operandi, medesimo obiettivo, ovvero la cassaforte che poi non è stata trovata, al suo posto 25.000 euro di bottino tra contanti e gioielli e una finestra sfondata. Fuori casa i legittimi proprietari che si sono resi conto del caos una volta rientrati poco dopo l'una di notte. Il raid tra sabato e domenica in via della Resistenza a Paese, dove i carabinieri non stanno lasciando nulla al caso, nemmeno l'ipotesi al momento suggestiva che la visita dei delinquenti sia stata preceduta da un sopralluogo con drone. Nelle prossime ore sarà sentito un vicino di casa della famiglia derubata che avrebbe visto il dispositivo in aria. Un aiuto potrebbe arrivare anche dalle telecamere della zona, che sono comunque numerose. Via della Resistenza è da sempre una zona nel mirino dei malintenzionati. Furti ce ne sono stati, si sentono, le voci girano anche tramite i canali o social o tramite WhatsApp della zona, per cui sì, ci sono stati anche in passato, anche gli anni scorsi. Questa notizia di questo furto è arrivata proprio ieri tramite un WhatsApp. Quindi... La signora Giuliana vive a pochi passi dalla villa visitata nel fine settimana e racconta la sua di esperienza nel recente passato. Io ho avuto 2 volte, una volta ero in casa di notte e dormivo. E sono entrati? E sono entrati dalla finestra qui. Avevo una siepe anche davanti, adesso l'ho anche tolta. La siepe è un riparo, quindi ho tolto anche la siepe perché non ci fosse almeno qualcosa che ripara la casa. Però. Pochi metri più in là c'è il signor Stefano, il copione è lo stesso. Io ho avuto già 2 visite. Speriamo che risolvano qualcosa, almeno mettere un po' di telecamere in questa zona qua, sarebbe opportuno. Ero in ferie e il condomino qua davanti mi aveva chiamato che c'erano delle persone che erano entrate in casa. La prima volta, la seconda volta invece non c'era a casa nessuno e hanno distrutto il portoncino e anche un infisso, però per fortuna non sono riusciti a entrare perché sempre il vicino si è messo a gridare e così sono scappate, diciamo. Esempio pratico di sicurezza partecipata, mentre nella vicina agenzia di assicurazioni si punta ovviamente alle polizze antifurto. Sono sempre polizze abbastanza abbordabili, nel senso non ci sono cifre esagerate a livello di premio, dipende comunque sempre dalle esigenze di ciascuno e anche se c'è la presenza di un impianto di allarme o serramenti particolarmente rispondenti ai furti. Fuggito da un centro d'accoglienza in Sicilia, è stato arrestato per spaccio nel Padovano a Curtarolo dai carabinieri. Si tratta di un giovane tunisino minorenne.
Girava da qualche giorno per le strade di Curtarolo il minorenne di nazionalità tunisina arrestato dai carabinieri di Piazzola sul Brenta. Il controllo è avvenuto domenica pomeriggio. All'ALT il ragazzo ha tentato di fuggire ma è stato subito raggiunto e fermato. In tasca aveva 8 dosi di cocaina, circa 6 grammi, e 368 euro in contanti. Dopo essersi allontanato da un centro di accoglienza di Trapani, il giovanissimo era arrivato a Curtarolo. Dopo l'arresto il minorenne è stato accompagnato al centro di prima accoglienza per minori di Treviso. Padroni di casa in vacanza vedono i ladri in azione nel loro appartamento dallo smartphone e avvertono i carabinieri. Il periodo delle ferie rappresenta un'occasione ottima per i topi d'appartamento. I ladri però devono fare i conti con la tecnologia che permette di controllare le proprie abitazioni. È quello che è successo nella notte di domenica a Padova, in zona Ospedale Sant'Antonio, dove i proprietari di un appartamento in vacanza sono stati allertati dal loro sistema di sicurezza e dallo smartphone hanno controllato le telecamere dell'abitazione, notando 3 individui all'interno. Subito sono stati allertati i carabinieri che, intervenuti sul posto, hanno sorpreso 3 georgiani tra i 32 e i 37 anni, in Italia senza fissa dimora, in possesso di arnesi da scasso che sono stati sequestrati. I 3 sono stati trattenuti nella camera di sicurezza della caserma in attesa del rito per direttissima. Voltiamo pagina, parliamo dell'eccezionale intervento effettuato al Cafoncello di Treviso che ha permesso di salvare la vita ad un giovane padre al quale è stato asportato il 75% del fegato che presentava 11 metastasi. Direi che sta bene, era molto contento, era commosso ed era, devo dire, ecco, lì attorniato dai figli, quindi è stata una grande soddisfazione anche per noi. Nel professor Zanus e in tutta l'equipe della chirurgia 2 c'è la consapevolezza di aver ridato una speranza di vita ad un giovane padre di famiglia che oggi, a 2 settimane dall'eccezionale intervento eseguito all'ospedale Cafoncello di Treviso, sta bene ed è tornato a guardare ad un futuro che sembrava assai incerto. Alla prima valutazione, infatti, il paziente quarantenne presentava un quadro clinico non operabile. Un tumore del colon retto aveva portato alla formazione di numerosissime metastasi che avevano invaso il fegato nella sua totalità. Una volta individuate, grazie alla diagnostica radiologica, tutte le formazioni metastatiche, si è fatto un ulteriore tentativo. Qui entra in campo l'oncologia. L'oncologia, l'equipe del dottor Favaretto ha fatto un lavoro meraviglioso perché ha praticamente trasformato il quadro clinico. Hanno ridotto numero e dimensioni delle metastasi al fegato e hanno ottenuto una risposta pressoché completa sul colon. Questo ci ha consentito di ricondurre il paziente da una situazione di non operabilità a una situazione invece di potenziale chirurgia. Il paziente a quel punto è stato sottoposto ad un intervento molto complesso. La malattia interessava sostanzialmente più del 70%, 75% per la precisione del fegato. Ne restava quindi una porzione molto limitata. Grazie alla tecnologia all'avanguardia è stato possibile rimuovere le 11 metastasi, risparmiando porzioni di fegato in maniera tale da assicurare al malato una quota minimale, indubbiamente 25%, che però è compatibile con la vita. La gestione anestesiologica intraoperatoria ha permesso al paziente di superare l'intervento senza necessità di rianimazione e dopo 6 giorni è stato dimesso, merito anche della sua grande forza di volontà. Ha detto: io voglio tornare a casa a vedere i miei figli. E prima, già la sera stessa, era lì un po' traballante che voleva mettersi in piedi, il giorno dopo era in piedi. Radiologia, oncologia, anestesia, chirurgia, un lavoro d'equipe che ha coinvolto medici e infermieri in questo importante successo. Umanità e professionalità assieme alla tecnologia di livello e alla ricerca universitaria, credo che siano le connotazioni di questo ospedale. Una vicenda dal risvolto umano che ha coinvolto tutto il personale medico e infermieristico. Sembrava tutto perso all'inizio, ma non ci volevamo credere, abbiamo detto, proprio anche sentendo i racconti, anche il racconto della moglie in lacrime, che è stata veramente commovente anche lei, e questo ci ha dato la spinta, abbiamo detto proviamo, siamo riusciti a portare a compimento un qualcosa, era un po' un sogno, ecco, se mi permette, ecco, all'inizio da come si presentava il paziente chance ce n'erano molto poche.
Il governo ha stanziato quasi 3 milioni di euro per consorzi e imprese di acquacoltura che provvedono alla cattura e allo smaltimento del granchio blu. L'allerta è altissima anche a Chioggia, dove rischia di sconvolgere l'ecosistema della laguna. 2.900.000 euro a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura che provvedono alla cattura e allo smaltimento del granchio blu. Il grosso stanziamento decretato dal governo contro il crostaceo che dalle coste atlantiche del continente americano si è lanciato alla colonizzazione anche della laguna di Venezia, col rischio di sconvolgerne l'ecosistema, dà l'esatta misura dell'emergenza. Un'emergenza ben nota a Chioggia, dove è arrivato anche il ministro Francesco Lollobrigida e dove la parola d'ordine da qualche tempo è una sola. Catturarlo il più possibile, proprio per evitare che deponga le uova e poi ce lo ritroviamo, perché da quello che si riesce a capire le femmine riescono a deporre milioni di uova più volte all'anno, dunque capisci che sembra quasi una guerra impari e guarda caso non c'è un predatore antagonista a questo animale alieno a tutti gli effetti. Consigliere regionale dell'intergruppo Lega Liga Veneta, Marco Dolfine, capo dipartimento pesca per il partito in Veneto. In futuro nessuno esclude la commercializzazione del granchio blu. Ciò che conta adesso però è la sostenibilità ambientale e la salvaguardia economica e sociale del settore pesca. Le lagune di Scardovari, di Goro, nella parte emiliana, ma soprattutto adesso anche nella parte di Rosolina, Porto Tolle e anche nella nostra laguna veneta, la presenza è sempre più diciamo così, massiccia e sta creando veramente dei seri problemi su tutto l'habitat marino. È un distruttore per natura, mangia i mitili, mangia le vongole, distrugge le reti e dunque stiamo cercando insomma di tamponare la falla dando dei contributi, poi dopo verranno gestiti attraverso ovviamente le associazioni di categorie e quant'altro, però l'input a oggi è quello di dire a tutti pescate il più possibile per cercare di debellarlo in lungo e in largo perché diventa veramente un serio problema. Solenne cerimonia di commemorazione al santuario di Cimagrappa. Ogni anno, nella prima domenica di agosto, al Sacrario di Cimagrappa si ricorda che qui è stata scritta una pagina di storia dell'Europa e si ricordano infatti i 23.000 caduti di 7 stati europei, i caduti della Grande Guerra di entrambi i fronti. 23.000 uomini, molti dei quali giovani o giovanissimi, in prima linea per ragioni che magari non comprendevano. Una cerimonia importantissima perché ci collega con la nostra storia patria, con la battaglia di Montegrappa che è stata decisiva per le sorti della Prima Guerra Mondiale, ma che ci ricorda che la libertà e la democrazia hanno un prezzo molto salato che abbiamo pagato, un prezzo di vite umane e che dobbiamo essere riconoscenti a tutti questi ragazzi molti ignoti. Un luogo sacro, una cerimonia solenne alla presenza della delegazione italiana e di quelle dei paesi che facevano parte dell'impero austro-ungarico. Quest'anno un legame ideale con la responsabilità dell'uomo a proteggere l'ambiente. La pace non è soltanto relazione tra gli uomini, la pace deve avere una visione integrale dove la natura, l'uomo e il creato vivono in armonia. Il Grappa rappresenta non solo per le comunità locali, per l'Italia intera, un luogo di pace, ma anche è stato riconosciuto appunto dall'UNESCO come riserva di biosfera proprio con il tema della pace tra i popoli. E essendo riserva di biosfera, il grido che parte dal Grappa è anche la pace tra gli uomini e l'ambiente, quindi non può che essere un laboratorio, non può essere che un luogo dove si fa questa attenzione per salvaguardare la biodiversità. Qui in 23.000 riposano l'uno accanto all'altro in pace e nel ricordo anche delle vittime partigiane del rastrellamento nazifascista della Seconda Guerra Mondiale. La linea del Grappa infatti è stato uno dei fronti cruciali della Prima Guerra Mondiale e teatro di lotte eroiche durante la Resistenza. Per la terza volta consecutiva il quartiere Duomo vince l'edizione 2023 del Palio di Feltre, seguito ieri in diretta da Antenna 3. Con tutti i 34 vince l'edizione del Palio di Feltre 2023 il quartiere Duomo. Lavoriamo tutto l'anno con un unico obiettivo che è quello di vincere il Palio. È una squadra forte sia dal punto di vista organizzativo
e sulle gare siamo imbattibili. È una tripletta quella del Duomo, il quartiere che per il terzo anno consecutivo conquista il Palio di Feltre e il drappo disegnato da Altan. L'ufficializzazione è arrivata al termine della corsa dei cavalli di ieri pomeriggio a Pra del Moro, vinta dal 6 volte campione Adrian Topalli di Castello, ma che non è bastata a spodestare il Duomo, che grazie al secondo e terzo posto si è aggiudicato la 44esima edizione del Palio, seguito da Santo Stefano, Castello e infine Portoria. Questa è stata veramente un'impresa. Ci abbiamo pensato già il giorno dopo aver vinto il Palio l'anno scorso, e questo è merito proprio di tutto il lavoro di tutti i contravaioli. Bellissima manifestazione, grandi emozioni, ma voglio ringraziare voi per l'impegno, la passione che avete dimostrato, e questo significa attaccamento alla città, alle sue tradizioni e alla sua cultura. Un weekend ricco di eventi, colori e storia, quello che a Feltre dal 1979 rievoca l'atmosfera quattrocentesca che ripercorre gli eventi storici che fecero passare la città murata sotto il dominio della Serenissima. Iniziato venerdì con la cena dei quartieri e proseguito il sabato con mercatini, spettacoli itineranti e le gare di tiro con l'arco e staffetta, il Palio ha raggiunto il culmine nel pomeriggio di domenica con le gare del tiro alla fune e la corsa dei cavalli, che hanno tenuto con il fiato sospeso i tanti spettatori assiepati in Pra del Moro e il quasi 500.000 di telespettatori che hanno seguito le gare in diretta su Antenna 3. Credo che sia sì la vittoria del Duomo, ma la vittoria di Feltre e del Palio di Feltre. A memoria sono tanti anni che non c'era un così alto numero di spettatori sia il sabato che la domenica. Grazie e arrivederci al Palio 2024. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Benvenuti al Meteo. Un campo di alta pressione africana avanza lentamente verso l'Italia. Dopo l'attuale rinfrescata inizia una fase più stabile, con temperature che tenderanno ad aumentare, senza più sconfinare verso valori estremi. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì 8 agosto ci mostra una situazione buona, sarà infatti soleggiato ovunque. Poi nel pomeriggio assisteremo ad un aumento della nuvolosità, ma senza fenomeni associati. Temperature, come detto, in ripresa, minime tra 10 e 18 gradi, massime tra 22 e 28 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso stessa situazione, con tanto sole, cielo sereno o poco nuvoloso, per qualche velatura, qualche cumulo pomeridiano in montagna. Farà ancora molto fresco di notte e al mattino, con temperature minime tra 12 e 17 gradi, massime sui 24-26 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove si prevede tempo soleggiato, come ci mostra la grafica, con cielo limpido o poco nuvoloso. Temperature minime intorno a 11-14 gradi, massime sui 26 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.